Buongiorno, buona giornata. Partiamo subito con la cronaca in questa edizione di Focus TG. Ci colleghiamo in diretta con Padova per gli scontri che davvero sono stati gravissimi dopo la partita tra Padova e Catania allo stadio Euganeo. Saranno prese nuove misure di sicurezza. Sentiamo i particolari da Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Padova. Il questore lo aveva promesso e a distanza di una settimana sono già state riviste e modificate le misure di sicurezza all'interno dello stadio Euganeo dopo gli scontri che sono avvenuti martedì sera 19 marzo scorso durante la partita Catania-Padova, durante l'intervallo, quando un ultras del Catania aveva scavalcato il cancello, lo aveva aperto, consentendo così un'invasione di campo che aveva dato luogo ad avere scene di guerriglia urbana, con il ferimento anche di 8 poliziotti. Sabato c'è stato un sopralluogo del questore allo stadio Euganeo e ieri un vertice in questura che ha riunito ovviamente tutti i dirigenti del Calcio Padova e anche l'amministrazione comunale. Qui con me c'è l'assessore allo sport Diego Bonavina. Quali sono state sostanzialmente le nuove misure disposte dal questore? I cancelli della curva nord, quella che ospita i tifosi ospiti, verranno chiuse, le chiavi saranno consegnate agli steward che le apriranno solo in caso di emergenza. È stata disposta anche la rimozione di oggetti appartenenti al Calcio Padova che si trovano nell'area, che erano stati ammassati ma che possono diventare pericolosi durante momenti di concitazione degli ultras. Poi ovviamente verranno anche riviste più avanti le misure di filtraggio. Assessore Bonavina, lei ha partecipato ieri alla riunione anche da ex calciatore. Cosa ne pensa di queste misure? Buongiorno intanto. Intanto faccio una premessa, perché diciamo che dal 2006 allo stadio Euganeo non si è mai verificato nessun fatto. I fatti della settimana scorsa sono ascrivibili esclusivamente ai tifosi del Catania e questo è necessario sottolinearlo. È chiaro che quando si verificano questi fatti a cui Padova non è abituata, dobbiamo verificare le motivazioni per cui si sono verificati queste cose, e il questore giustamente ha preso in mano la situazione. Abbiamo fatto questo sopralluogo prima sabato e, come è stato detto, nell'immediato diciamo che è stato disposto che le uscite di sicurezza debbano essere tenute chiuse, quindi chiuse a chiave, con la chiave in possesso degli steward, che quindi sono abilitati ad aprire quella porta solo in caso di emergenza. Questo può far sì che, nell'ipotesi malaugurata che si dovesse verificare un altro scavalcamento da parte di tifosi, lo steward ha tutta la possibilità, essendo all'interno del campo di gioco e non fuori e non all'interno della curva, diciamo, di poter anche andare a chiedere aiuto e tenere chiusa quella porta. Devo dire che, oltre alla rimozione di questi materiali che il Calcio Padova, un po' anche per abitudine, aveva tenuto in quelle zone, sono state già rimosse, quindi è già stata liberata tutta la zona interna dello stadio. Abbiamo il tempo per verificare anche in futuro come poter ottimizzare l'ingresso dei tifosi ospiti, soprattutto con riferimento alla curva nord, e quindi valutare la zona di prefiltraggio, il filtraggio, i tornelli e quant'altro. Avremo modo sicuramente di rivederci anche con tavoli tecnici dedicati, e poi assumeremo delle decisioni sempre sotto la supervisione del questore, che ovviamente è responsabile dell'ordine pubblico e quindi lui può dettare le regole. Ieri c'è stata una ampia collaborazione da parte ovviamente sia dell'amministrazione comunale in qualità di proprietario dell'impianto, sia da parte del Calcio Padova, quindi quello che il questore ci dice, insomma, ci uniformeremo.
E intanto, come avevamo già detto anche nei giorni scorsi, la partita di ritorno tra Catania e Padova si svolgerà appunto a Catania, ma a porte chiuse. La società del Catania dovrà pagare una multa di 10.000 euro. Sul fronte dei feriti, ricorderete, avevamo detto anche di un dirigente della questura che era stato colto da malore durante gli scontri. Arriva una buona notizia perché le sue condizioni sono migliorate e proprio ieri è stato dimesso dall'ospedale. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie molte a Valentina Visentini, all'assessore. Adesso ci spostiamo a Vicenza, dove in via Baracca è in parte crollato un edificio fatiscente, momenti di paura, ma era un edificio abbandonato da tempo. Ci dice tutto la nostra redazione di Vicenza. Momenti di apprensione stanotte qui in via Baracca, dove ci troviamo in questo momento, strada transennata per il crollo del tetto di un edificio abbandonato da tempo che risale al 1800. Sono giunte sul posto le volanti insieme ai vigili del fuoco. Come dicevo, il tetto completamente ceduto, forse a causa delle piogge anche degli ultimi giorni, delle scorse settimane. In un primo momento gli operatori della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco hanno accertato che nessuno fosse presente all'interno dell'edificio, pensando all'eventualità di sbandati senza fissa dimora. Fortunatamente il controllo dell'area ha permesso di scongiurare tale eventualità e quindi l'intera zona è stata messa in sicurezza, provvedendo anche alla chiusura parziale, quindi alla chiusura di un tratto di via Baracca, in quanto alcuni detriti sono caduti in strada occupando la carreggiata. Anche le auto parcheggiate nelle vicinanze sono state fatte spostare per il timore di altri crolli. Intanto, come dicevo, c'è stata apprensione. Ecco le voci che abbiamo raccolto dai cittadini che abitano qui. Questa mattina all'1 è suonato il campanello e la polizia, anche però è caduto, mi sembra prima, verso le 11:45, adesso non mi ricordo. Io non ho sentito niente, ho sentito solo il campanello. Ho preso anche un po' paura perché sta venendo giù la casa e mi sono immaginato che era quella lì, perché è già da un bel po' di tempo che è lì in bilico. E poi ci ha fatto spostare fuori tutte le auto, come vedi io l'ingresso proprio di fianco alla casa che è andata giù, e adesso speriamo. Posso solo dire del rumore di stanotte, come non pensavo fosse magari un camion che passasse. In realtà poi stamattina ho visto che è crollato quella cassina, il tetto. Mi sono accorto questa mattina che ho trovato la segnaletica nella strada, quindi rumori non ne ho sentiti, anche perché abitando sul lato di là non ho avuto modo di sentire nessun rumore. E da quel che vedo non mi sembra che ci siano state persone dentro, quindi era già abbandonata da qualche anno la casa, da quel che so. Io abito qua vicino, però non ho sentito niente, dormivo. E però stamattina? Sì, la mattina la mia amica mi ha telefonato, ha detto guarda che è caduto il tetto della fattoria, sono caduti un po' non so neanche di preciso, adesso vado a vedere. Grazie a Luisa Bertini. Vediamo la prima pagina della Tribuna di Treviso. Un'educatrice del nido si arrampica sul terrazzo e cade, paura per un volo di 4 metri. È successo mercoledì alla struttura Le Giovani Marmotte di Ponte della Priula, prima dell'apertura. La donna è rimasta ferita ma sempre cosciente, poteva quindi andare peggio. Invece un gravissimo incidente ieri pomeriggio a San Giorgio in Bosco, una 18enne che è stata investita mentre attraversava la strada. È rimasta ferita gravemente, ma non è in pericolo di vita la ragazza di 18 anni investita da un'auto ieri pomeriggio mentre stava attraversando la strada provinciale Valsugana davanti alla chiesa di San Giorgio in Bosco. La giovane è stata urtata da una macchina guidata da un uomo residente a Tombolo ed è stata sbalzata con violenza sull'asfalto. In centro a San Giorgio in Bosco, sul cortile della chiesa, è atterrato l'elicottero del SUAM 118 che ha trasportato la giovane in ospedale a Padova, dove si trova tuttora ricoverata. Le sue condizioni sono stabili. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno sottoposto il conducente dell'auto all'alcol test che è risultato negativo. E andiamo adesso a Marghera, e questo è il bello dei nostri telegiornali regionali, perché proprio saltiamo da una
provincia all'altra, seguendo la gerarchia delle notizie, insomma le notizie più importanti. A Marghera è stato annullato il concerto di un trapper che definito sessista e dir poco, con testi molto violenti. È successo al Molo 5, ci dice tutto Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Vedete alle mie spalle l'ingresso del Molo 5, discoteca qui a Marghera, dove sabato 30 si sarebbe dovuto esibire il trapper Nicki Savage e il cui evento invece è stato annullato. Questo perché? Perché nei giorni scorsi un gruppo numeroso di mamme, di genitori, insieme alla Fondazione Festo che li ha appoggiati, hanno lanciato appelli non solo ai gestori del locale ma poi anche alle istituzioni affinché questo evento non si svolgesse esattamente come accaduto pochi mesi prima a Castelfranco, dove l'evento è stato annullato. Perché? Perché i testi di Nicki Savage, come hai anticipato tu direttore, sono a dir poco inneggianti violenza nei confronti delle donne, mancanza di rispetto, testi molto volgari che sono irripetibili, quindi per questo motivo non vi leggiamo alcuno stralcio qui mentre siamo in diretta, e di conseguenza essendo diretti soprattutto a un pubblico di giovanissimi, parliamo di 13, 14, 15, 16 anni, ovviamente come potete immaginare, dopo tutto quello che è stato fatto soprattutto negli ultimi mesi per parlare di rispetto, di azioni contro la violenza sulle donne, potete capire come questi genitori fossero spaventati che i propri figli si assistessero e soprattutto ascoltassero queste canzoni. Ebbene, i gestori del Molo 5 hanno deciso di annullare l'evento, ma c'è un altro problema, nel senso che ci sono altri eventi di questo trapper in programma in altre province della nostra regione nelle prossime settimane. Dunque l'appello questa volta ancora alle istituzioni è quello di annullarli a sua volta, perché ovviamente, come è successo per Castelfranco, la Playa e per il Molo 5, giustamente sarebbe doveroso che nemmeno negli altri locali si potesse esibire Nicki Savage. Ascoltiamo proprio le parole del presidente della Fondazione Efesto, Davide Giorgi, che tra l'altro incontrerà in giornata il prefetto e il questore di Venezia, che vogliono appunto capire bene di che cosa si tratti e intraprendere eventualmente delle azioni. Sentiamo l'intervista che abbiamo appena realizzato e io qui da Marghera restituisco la linea allo studio. È stato fatto un comunicato stampa dalla proprietà che proprio ci comunica che verrà annullato, anzi verrà sostituito con un altro cantante. La cosa ci dà soddisfazione, però il nostro obiettivo non era il Molo 5 in sé come spettacolo e come locale. Il nostro obiettivo è chi crea questo tipo di prodotto, se tale lo possiamo chiamare. Abbiamo e vogliamo aprire un tavolo chiedendo alle istituzioni, prefettura, l'Anci Veneto, di aprire un dialogo con tutte le sale da ballo per trovare un protocollo che possa assicurare i nostri ragazzi e proteggere i nostri ragazzi da questa forma di violenza e che va a minare proprio le basi sociali della nostra convivenza. La donna è un soggetto da difendere, la violenza va bandita dalle sale da ballo anche solo come forma cantata e va assolutamente assicurate i dettami della Costituzione che prevedono proprio la difesa della dignità umana e che sta alla base della nostra libera associazione e libero stare. Abbiamo anche inviato una nota al Capo dello Stato perché vogliamo che intervenga in un momento come questo a sollecitare tutti i rami del Parlamento e il Governo ad intervenire quanto prima. Stiamo parlando di un'attività economica che non può elevarsi a tale e danneggiare i nostri ragazzi. Assolutamente chiediamo alle istituzioni di intervenire quanto prima, ognuno per le proprie competenze. Ecco Presidente, voi avevate scritto, oltre che appunto al Capo dello Stato, anche al prefetto e questore di Venezia, che hanno deciso comunque di incontrarvi per discutere della cosa, nonostante l'evento del Molo 5 sarà comunque annullato. Però ce ne sono altri
altri in programma nella nostra regione e anche altrove. Ecco il motivo per cui vogliamo coinvolgere anche l'ANCI Veneto. Partirà una lettera a Mario Conte qua proprio nelle prossime ore, e vogliamo coinvolgere anche tutto il resto dei locali. I prefetti e questori sono coinvolti per aprire questo tavolo di trattativa. Stiamo registrando parecchie adesioni a questa nostra iniziativa. Speriamo di darvi notizia quanto prima di positivi eventi, nel senso di poter costruire veramente un protocollo che possa difendere i nostri ragazzi. Grazie molte Ilaria Marchiori della nostra redazione di Venezia Mestre. C'è un altro trapper nuovamente nei guai perché aveva già ricevuto un foglio di via da Padova. Questa volta nella sua abitazione la polizia ha sequestrato un macete con una lama lunga mezzo metro. Queste ed altre armi da taglio sono state usate in alcuni dei suoi video. 1, 2, 3, gli amici che se ne andranno. È stato postato sui social un mese fa e si intitola Till I Die, il videoclip che ha portato la squadra mobile di Padova a indagare nuovamente sul trapper Baby Touché, 20 anni, residente a Monselice. A gennaio il questore Marco Dorisio ha firmato un foglio di via per 3 anni dalla città del Santo. Nonostante tutto, a mo' di sfida, il trapper con la sua PD Gang ha inciso e diffuso il video di poco più di 2 minuti nel quale, oltre a brandire delle armi, venivano pronunciate frasi minacciose: studio come farvi fuori, non sto scherzando. Un video dove si chiede anche la liberazione di alcuni componenti della gang, tra cui il fratello del trapper, in carcere dopo il tentato omicidio di un rivale avvenuto a Bergamo nel 2022, che finisce con una chiara offesa alla città. Una versione diversa, quella ancora online. Le nuove indagini della polizia su delega della procura di Padova hanno portato a un decreto di perquisizione nei confronti del trapper, indagato per detenzione abusiva di armi ed esplosivi. Oltre ad aver sequestrato il macete con una lama affilata di 54 cm in totale, gli agenti hanno appurato che le armi brandite sono del tipo soft air, scongiurando così l'utilizzo di pistole vere e proprie da parte del trapper e dei suoi sostenitori. Questo non era il titolo giusto, quello del Molo 5. Qui si parlava del trapper Baby Touché che era stato appunto sottoposto a sequestro di un'arma da taglio trovata nella sua abitazione. Intanto sentiamo un'altra notizia da Padova, e cioè la condanna a 6 anni di carcere di un moldavo di 38 anni che stuprava la moglie minacciandole di toglierle la figlia. È stato anche condannato per i terribili maltrattamenti a cui ha sottoposto la donna. Vittima delle violenze del marito, prima in patria e poi anche qui a Noventa Padovana, dove lo aveva raggiunto. Finalmente l'uomo, un 38enne moldavo, è stato condannato a 6 anni e 6 mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e violenze sessuali continuate e aggravate commesse nei confronti della moglie. Per anni la donna aveva subito pestaggi e rapporti sessuali contro la sua volontà, violenze che avvenivano davanti alla figlia di appena 3 anni. Il 38enne la minacciava continuamente di morte, buttandola a terra e prendendola a calci, e la terrorizzava dicendole che le avrebbe portato via la bambina. I fatti risalgono al periodo tra il 2016 e il 2017. Alla fine la donna ha deciso di separarsi e di denunciare tutto ai carabinieri. Ha puntato un coltello contro una coppia ed è stato denunciato per minaccia un 33enne di Tre Baseleghe. I fatti risalgono alla sera del 22 marzo, quando una donna ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento dei carabinieri in un bar del paese perché un uomo stava minacciando lei e il compagno. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno bloccato il 33enne che aveva rubato un coltello da cucina al culmine di una lite per futili motivi, dove ha minacciato e insultato la coppia. Adesso vediamo un'altra notizia, questa volta da Mestre, un seguimento in auto. Vediamo di cosa si tratta. Vediamo. Ci
ci sarebbe il tentativo di fuggire all'alce dei carabinieri alla base di quanto accaduto a Marghera, nella zona di alcuni capannoni non lontano dai centri commerciali. Secondo una prima ricostruzione, un'auto di grossa cilindrata arrivata in prossimità della pattuglia, invece di fermarsi avrebbe accelerato, sfiorando i militari e fuggendo. A quel punto i carabinieri avrebbero esploso alcuni colpi di pistola e ci sarebbe stato anche un inseguimento. Ora si tenta di capire se, effettuati gli accertamenti sull'accaduto, la Procura aprirà o meno un fascicolo di indagine per capire se e come siano realmente andate le cose. Servizio di Federico Fosetti, adesso andiamo a Montebelluna dove c'è stato un incendio in un negozio di tatuaggi. Ci racconta tutto Sharon Di Carlo. Sì, buongiorno direttore e buongiorno a tutti i telespettatori. L'ha detto lei, questa mattina un incendio qui a Montebelluna in un negozio di tatuaggi. Sono in compagnia del sindaco Bordin. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Che cosa è successo questa mattina allora? Questa mattina verso le 9:30 probabilmente un guasto di natura elettrica ha creato un incendio qui in questo laboratorio di tatuaggi, incendio che poi si è autodomato, diciamo così, ma comunque i vigili del fuoco sono intervenuti per ovviamente controllare la situazione. Fortunatamente il negozio era chiuso in quel momento, quindi non c'è stato alcun tipo di problema, non c'è alcun tipo di ferito. I danni non sono di carattere strutturale, questo è quello che mi garantiscono i vigili del fuoco. Si tratta semplicemente della combustione di parti plastiche, ovviamente ha creato qualche disagio, ma è tutto sotto controllo. Sindaco, i vigili del fuoco sono a lavoro dalle 9:30 di questa mattina. Che cosa le hanno raccontato? Comunque, qual è la situazione all'interno dello stabile? All'interno c'è molta cenere, molto fumo ovviamente che ha anche imbrattato le pareti. Questo guasto elettrico plausibilmente è venuto nei pressi della cassa. Non ci sono danni strutturali, sicuramente l'odore è forte, quindi sono ancora qui per poi definire in modo certosino le loro indagini. Anche perché devono mettere in sicurezza lo stabile che, come ha detto lei, al momento è in sicurezza perché, direttore, sopra il laboratorio ci sono anche degli appartamenti e io so che il sindaco ha parlato con il proprietario dello stabile. Che cosa le ha detto il proprietario? Il proprietario dello stabile che non era qui in quel momento, era ovviamente preoccupato, ma poi avendo interagito con i vigili del fuoco gli hanno rassicurato il proprietario sul fatto che il problema riguardava solo ed esclusivamente il piano terra e peraltro il problema non era, ripeto, di carattere strutturale e quindi il problema è già stato risolto. Ovviamente abbiamo un po' di cenere e fumo, ma nulla di troppo grave per fortuna. Certo, adesso ovviamente il laboratorio è inagibile. Decisamente sì. Non starà a noi decidere se e quando potrà essere riaperto, noi ci auguriamo ovviamente che tutto ciò avvenga quanto prima. Ringrazio il sindaco Bordin, direttore da Montebelluna è tutto, le restituisco la linea. Grazie al sindaco Bordin, a Sharon Di Carlo e al nostro operatore. Una tragedia purtroppo ieri sera a Longare nel Vicentino, una madre ha trovato morto il bambino di 2 anni, è stata disposta l'autopsia. Longare, solo l'autopsia potrà stabilire la causa della morte improvvisa di un bimbo di 2 anni morto ieri sera tra le braccia della madre. Andrea Restiglian, il più piccolo di 4 figli, stava facendo il bagnetto quando è avvenuto un improvviso malore che gli avrebbe provocato un arresto cardiocircolatorio. La madre avrebbe trovato il piccolo a terra dopo essersi allontanata per pochi istanti. Immediato l'allarme al SUEM 118, intervenuto prontamente. I sanitari purtroppo, nonostante i suggerimenti dati alla donna per tentare di rianimare il bimbo mentre sopraggiungevano, una volta arrivati nell'abitazione della famiglia in via Crosara, non hanno potuto far altro che constatare la morte del piccolo Andrea. Impossibile stabilire l'esatta causa della morte. In casa sono poi sopraggiunti anche i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze. Il piccolo non avrebbe manifestato negli ultimi tempi problemi particolari di salute. Per fugare ogni dubbio sarà necessario ascoltare anche il pediatra, mentre il magistrato ha disposto l'autopsia, senza iscrivere però nessuna persona sul registro degli indagati. La famiglia Restiglian, molto conosciuta in paese, si è chiusa nel proprio dolore, stretta nell'abbraccio della comunità, scioccata dalla notizia della tragedia.
Moltissimi centri contro la violenza sulle donne, tantissime le richieste di soccorso anche nel Bassanese. Sentiamo i dati e il commento della consigliera regionale Luisetto. 241 donne lo scorso anno hanno fatto accesso agli sportelli, 195 delle quali hanno subito violenza, oltre 1700 accessi in questi 15 anni di lavoro di Spazio Donna questa città, un servizio che poi è diventato parte di tante comunità attraverso gli sportelli aperti di ascolto e di accoglienza delle donne, attraverso volontari e professioniste. Numeri che fanno riflettere, che riguardano il centro antiviolenza del Bassanese afferente allo Spazio Donna di via Schiavonetti, una realtà più che mai presente sul territorio che va a sostenere le tante, troppe donne vittime di maschi frutto di una società patriarcale incapaci di accettare un rifiuto o una separazione, incapaci di considerare la donna alla pari, trattandola come un oggetto, una proprietà, arrivando ai drammi che hanno toccato da vicino anche il nostro territorio. Una realtà che deve coinvolgere la politica non nel senso dei colori partitici, ma nel senso pragmatico del termine, a tutela dei centri che vanno a proteggere le donne. Sono numeri che ci dicono quanto sia necessaria la presenza di questi presidi a tutela delle donne e dei minori, perché ricordiamo anche che la violenza assistita è una delle piaghe di questo nostro tempo. È necessario dare sostegno economico attraverso una regione che creda sempre di più nella progettualità di questi centri, ma anche sostegno normativo. È ancora sospesa la questione dell'intesa Stato-Regioni che ora giace al Ministero per la revisione dei criteri che rischiavano di far chiudere metà dei servizi e delle strutture del nostro territorio. Quando si dice garantire protezione alle donne, bisogna credere in questi presidi e non metterli in difficoltà, ma piuttosto investire e permettere loro di entrare nelle scuole, di fare formazione all'affettività, di educare al rispetto tra i generi. Una notizia appena pubblicata dal Gazzettino: morto travolto dalla ghiaia nella cava delle Bandie nel Trevigiano. È stato indagato l'imprenditore Remo Mosole, imprenditore novantenne che abbiamo intervistato molte volte, che ha creato un centro benessere proprio là dove c'era una cava, ma c'è ancora l'attività della ghiaia, e questo ragazzo era morto in un incidente, travolto proprio dalla sabbia. Vediamo un'altra notizia dal Gazzettino: dai nobili agli enti, chi sono i nuovi signori delle 4.273 prestigiose ville storiche, mutui e fondi per restaurarle. Quali sarebbero i vantaggi? In questo articolo del Quotidiano del Nord-Est. Ancora cronaca, un fatto gravissimo: un uomo che ha ucciso un cane a fucilate, il questore di Padova ha disposto il ritiro delle armi e la sospensione della licenza ai danni del cacciatore 64enne di Lozzo a Testino. 6 fucili, 2 pistole e 48 cartucce di vario calibro è tutto il materiale ritirato su disposizione del questore di Padova al 64enne di Lozzo a Testino, che venerdì scorso aveva ucciso un cane sparandogli 5 fucilate. Il provvedimento cautelare è stato notificato ieri dagli agenti della divisione della Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura, che si sono presentati all'abitazione dell'uomo. Ritirata anche la licenza di porto di fucile a uso di caccia e la denuncia di detenzione delle armi. Un provvedimento deciso per evitare altri abusi nell'utilizzo delle armi da parte del 64enne agricoltore che aveva sparato a Mocchi, esemplare di pastore australiano, mentre stava passeggiando lungo l'argine del canale Bisato a Lozzo a Testino. La vicenda era stata denunciata dall'associazione 100% Animalisti, che aveva ricevuto il video di 2 testimoni che avevano udito gli spari e poi ritrovato la bestiola agonizzante. Il cane era morto poco dopo come conseguenza dei 5 proiettili sparati dal 64enne. Intanto, sempre da venerdì, giorno in cui è stato ucciso Mocchi, è scomparsa un'altra cagnolina che vive nella casa adiacente a quella dove viveva il pastore australiano. I 2 cani erano soliti giocare insieme. Tante volte diamo notizie di incidenti stradali, l'abbiamo fatto anche oggi, e nell'ambito del programma educativo promosso da Autostrade Alto Adriatico, gli studenti dell'Istituto Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto hanno assistito ad una lezione sulla sicurezza stradale. Un passeggero di un veicolo che non utilizza la cintura di sicurezza
nel caso di impatto a 50 km/h ha una proiezione in avanti o lateralmente tale di quanto una caduta dal terzo piano di un palazzo. Per affrontare una delle sfide più pressanti del nostro tempo, la sicurezza stradale, oltre 200 giovani dalle classi quinte dell'Istituto Alberghiero Beltrame di Vittorio Veneto hanno partecipato ad un incontro sulla sicurezza stradale per approfondire la consapevolezza dei rischi legati alla circolazione stradale e delle conseguenze relative al mancato rispetto delle norme. Abbiamo accolto con particolare importanza questo incontro perché l'educazione stradale passa anche dalla scuola. Agenti della Polizia Stradale di Treviso, sociologi e soccorritori del SUEME 118 hanno offerto agli studenti una panoramica completa su come prevenire incidenti e adottare comportamenti responsabili sulla strada, su come prestare sempre massima attenzione e rispettare i limiti di velocità per evitare tragedie. Guardate, questo è un incidente stradale avvenuto nella nostra provincia con un limite di 90 km/h. È stato trovato il tachimetro dell'automobile posizionato a questa velocità. Nella maggior parte dei casi la velocità accoppiata a un fattore distrattivo è talvolta la causa principale. L'incidente avviene per il mancato rispetto delle regole, sempre e solo per questo motivo. Il vero incidente, cioè quello che riconosce come causa una causalità, è assolutamente raro, rarissimo, infrequente. Ci sono persone che perdono la vita, ci sono persone che subiscono lesioni che si porteranno per tutta la vita. Lezioni utili e necessarie per incoraggiare i giovani ad una guida consapevole, evitando l'utilizzo improprio del cellulare che oggi rappresenta una piaga per tutte le generazioni. Bisogna dire che distrarsi, soprattutto con un cellulare alla guida, fare qualche centinaio di metri senza guardare può essere veramente pericolosissima. In regia oggi Italo Morao e Renato Capoia. Avete visto la sicurezza stradale, un bel servizio di Nicola Marcato. Per Pasqua e Pasquetta ovviamente ci sarà mobilitazione della Postrada, delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco, ma intanto sarà una Pasqua dove tantissime persone andranno nelle località turistiche e molte altre nei ristoranti. A Padova è tutto esaurito per Pasqua e Pasquetta, un volume d'affari stimato intorno ai 4,5 milioni di euro. Pasqua e anche Pasquetta al ristorante, visto che le previsioni di brutto tempo allontanano la possibilità di grigliate e scampagnate all'aria aperta. Si preannuncia il tutto esaurito nei locali padovani per le festività pasquali, oltre 1.000 tra ristoranti, trattorie e bar aperti con proposte di menù fisso. I prezzi sono in linea con quelli degli anni precedenti, oscillano tra i 50 e i 75 euro a persona per prodotti a chilometro zero e stagionali. Sono circa 70.000 tra padovani e turisti che sceglieranno il ristorante a Pasqua per un giro di affari di circa 4,5 milioni di euro. I ristoranti quest'anno per quanto riguarda i prezzi si orientano intorno a una forbice che va dai 50 ai 70, 75 euro, comprese le abbinamenti, appunto comprese le bevande abbinate, e quindi il consumatore sa quello che andrà a spendere, soprattutto considerando che in molti casi si tratta di gruppi familiari e quindi i ristoranti propongono anche il menù a un prezzo ridotto per i bambini o comitive di amici, e quindi soprattutto per i gruppi numerosi è consigliabile telefonare subito al proprio ristorante preferito, perché appunto si sta andando verso ormai il tutto esaurito. A tavola si sceglie la tradizione con prodotti tipici a base di asparagi ed erbette spontanee, 3 secondi, agnello e capretto, ma molti puntano anche su pietanze vegetariane e vegane. Immancabili le colombe e il cioccolato. Il buon andamento dei ristoranti in questi giorni pasquali vedrà l'impiego di oltre 14.000 lavoratori. Questo a Pasqua, ma per i ristoratori non sono tutte rose e fiori, anzi ci sono bollette astronomiche, mancanza di personale. Vediamo questa faccia della medaglia con Monica Smiderle. A te Monica. Posso segnarle così. Buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, purtroppo il grossissimo problema della mancanza di personale, ma anche il caro bollette per i ristoratori è un periodo difficile. Ne parliamo con Roberto Astuni, ristoratore di Sant'Eusebio qui a Bassano del Grappa. Allora, lei mi diceva il problema della mancanza di personale in particolare è un problema drammatico.
Sì, è proprio vero. Oggi è un problema drammatico, nel senso che non si trova personale, ma non solo personale formato, qualificato, anche personale, diciamo, da formare, da qualificare. È un grosso problema, questo fa rallentare l'economia enogastronomica, soprattutto in un periodo felice come questo a Bassano, che è il periodo degli asparagi, e non ci sono soluzioni. Il problema grosso è questo, non ci sono soluzioni. Quali sono le figure difficili da trovare? Beh, sicuramente sala e cucina oggi, ma ci sono anche difficoltà anche al ricevimento, anche al bar, eccetera. Pensate che mi raccontava che l'Enoteca, ad esempio, questa sera rimane chiusa. Perché? Assolutamente sì, rimane chiuso. Noi abbiamo un locale all'interno del locale, quindi l'Enoteca Sant'Eusebio. Questa sera, domani sera e fino a lunedì sarà chiusa per mancanza di personale, nel senso che tutto il personale è impegnato in sala, quindi nel ristorante, viste le grosse attività di questi giorni, e quindi dobbiamo sacrificare un locale a tutti gli effetti. Sono dunque costretti ad organizzare il locale in base al personale che è presente. Lei mi diceva: sono stato a Jesolo domenica e insomma in tutti i locali io ho visto il cartello esposto cercasi personale. Sì, è proprio così, c'era in qualsiasi locale chiuso o aperto la scritta cercasi personale, e in molti c'era anche scritto anche non qualificato. Perché non c'è più voglia di fare questo lavoro? Ma secondo me sono molteplici, no, i problemi. Sicuramente il Covid ha dato questa sferzata, quindi si guarda molto più il tempo libero, ma sicuramente anche il calo demografico ha contribuito. Ricordiamo che la mia generazione nascevano 1,5 milioni di bambini l'anno, adesso sono poco più di 200.000, quindi questo influisce sicuramente. E poi anche questo proliferare di come dire, nuovi lavori, soprattutto quelli chiamiamoli virtuali, che fanno sì che i giovani si attacchino più a questi che a quelli più tradizionali. Mancanza di personale, ma anche, caro bollette, aumento vertiginoso dei costi. Sì, diciamo che le bollette, questo è un problema che c'è da qualche anno. Poi cosa è successo? Quando tutta l'Europa ha visto calare i prezzi alla fonte dell'energia, sia gas o corrente, poi di fatto le bollette sono rimaste, per noi utenti finali, sono rimaste invariate, quindi stiamo ancora supportando e sopportando questi costi importanti. A questi poi vanno aggiunti i rincarichi delle materie prime, che sono state anche questi importanti negli ultimi anni, e poi qui a Bassano aspettiamo con ansia, veramente con ansia, la decisione dell'ETRA di riparametrare queste nuove tariffe in base a dei criteri che ancora sinceramente non conosciamo. Questa dunque è la situazione. Io ringrazio Roberto Astuni, ristoratore di Bassano del Grappa, e restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Monica Smidel e a Roberto Astuni. Vediamo il gazzettino Roby, il primo robot umanoide cognitivo che può lavorare in fabbrica e forse anche nei ristoranti. Le persone devono avere paura, no, svolgerà compiti più rischiosi. Vediamo il video. Certificato, autonomo, sicuro e collaborativo per lavorare nelle industrie. Roby significa anche robot ape, perché è proprio al mondo delle api che ci siamo ispirati per la loro contributo da un punto di vista di sostenibilità ambientale e per la loro operosità e capacità di lavorare in sciame. Come nasce? Nasce da un incontro fortunato con Fabio Puglia, che è il founder insieme a me di questa avventura, un incontro avvenuto in periodo di pandemia, quindi quando abbiamo capito che queste macchine possono essere veramente utili alle persone, possono collaborare, sostenere, fare quei lavori complicati dove le persone rischiano la propria salute. È quindi un accompagnamento alle persone e non una sostituzione? Non si tratta di sostituzione delle persone, si tratta di riuscire a non far fare più alle persone dei lavori che, come ho detto prima, implicano dei rischi per la propria salute fisica o psicologica, perché chiaramente anche quando si parla di lavori alienanti si parla di lavori che tutto sommato preferiremo non dover fare. Dove può essere impiegato? Oggi l'utilizzo di Roby è nell'industria, nella manifattura meccanica, plastica, in aziende chimiche, in processi di verniciatura, quindi in diverse situazioni dove effettivamente la macchina può affiancare le persone e svolgere alcuni dei compiti delle persone, quelli più faticosi o più rischiosi. Quale sarà il futuro di Roby?
Ma è un percorso che abbiamo iniziato, l'evoluzione che stiamo già sperimentando con Fondazione Santa Lucia a Roma è quella di passare anche nel settore medicale, dove riteniamo che ci sia anche lì un profondo utilizzo e profondo supporto da parte di queste macchine per il personale medico-sanitario. E questo era Robi, e quindi questo umanoide robotizzato che potrà intervenire nelle fabbriche, che magari sostituirà anche i conduttori televisivi. Con l'intelligenza artificiale dobbiamo aspettarci di tutto. Grandi opportunità, ma ovviamente anche grandi rischi per l'occupazione. E parlavamo prima della Pasqua, abbiamo dato conto di quelle che sono appunto le previsioni, e i cittadini hanno le idee chiare su come organizzarsi nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Vediamo chi pranza in famiglia, chi farà una gita fuori porta. Sentiamo le opinioni dei cittadini di Marostica. Come passerete questa Pasqua? Io con le gambe distese guardandomi la televisione. In relax. Lei invece? E anche per me. Con le gambe in alto. Con i parenti, con i nipoti. Che cosa farà da mangiare, se preparerà qualcosa? No, io non lo preparo. Credo proprio di no. A Pasqua siamo in famiglia. Sì, mangiamo tutti in famiglia e basta. Menù di pesce? Sì, quest'anno pesce, sì. Che cosa cucinerà a Pasqua? Tante cose belle. Per esempio? Il pollo, arrosto. Che cosa farete a Pasqua? A Pasqua stiamo a casa. Stiamo a casa con i nostri e così, la passiamo in famiglia. Cucinerà qualcosa lei o troverà già pronto? No, senz'altro io. C'è qualche ricetta? Agnello con patate al forno e lasagne tradizionali, però non quelle vegetariane questa volta. A Pasqua resto a casa con la moglie e eventualmente i figli se vengono. Che menù si aspetta? Ma naturalmente il primo sarà un pasticcio. Prima c'era l'antipasto, un po' di salame, poi il pasticcio e poi qualche arrosto che farà la moglie, insomma, ecco. Se rimango a casa vado fuori a mangiare, sicuramente, ho già fatto, ho già dato a Natale a casa. Sono all'estero. Dove andrà? In Austria. Fare delle passeggiate? Sì, con la famiglia. Cosa farà a Pasqua? Niente, perché noi siamo testimoni di Geova, abbiamo festeggiato il pasto serale del Signore domenica. Quest'anno niente di verità, non c'è nessun programma andare in giro. Rimarrà a casa in famiglia o con amici? Famiglia, amici e famiglia. Cosa farà a Pasqua? Vado a mangiare da mia nipote. In moto magari, se c'è il sole, con scooterone in moto. Andiamo, sì. Buona gita allora. Grazie. Ed è anche partita la campagna Save the Lamb 2024, cioè salvate gli agnellini. Vediamo, ci sarà tanto traffico, abbiamo detto, parliamo di autostrade della terza corsia della A4, l'annuncio della società Autostrade Alto Adriatico sul lato friulano fino a Porto Gruaro, che verrà ultimato entro l'estate. I tempi appaiono invece ancora più lunghi per il tratto veneto, tristemente noto per il gran numero di gravi incidenti, sappiamo soprattutto nel tratto Porto Gruaro-Cessalto. Cantieristi della terza corsia, noi confidiamo e stiamo facendo di tutto per aprire il tratto ovviamente fino a Porto Gruaro entro l'estate. La buona notizia arriva per il versante friulano della A4. I vertici della nuova concessionaria annunciano la tanto attesa apertura del tratto fino a Porto Gruaro. Ci sarà invece ancora da attendere per il tratto maledetto, anche se un passo avanti c'è con l'appalto dei cavalcavia. Abbiamo già appaltato 10 cavalcavia anche sul tratto da Porto Gruaro verso Venezia e continueremo su questa strada. A margine di un incontro a Vittorio Veneto con le scuole, 2 quelli organizzati in Veneto, altri 8 in Friuli Venezia Giulia, il vicepresidente della concessionaria illustra il cronoprogramma dei lavori per rendere più sicura la A4 nonostante le difficoltà. Anche l'aumento dei prezzi non ci ha aiutato e abbiamo dovuto rivedere
le coperture del piano finanziario. Questo ovviamente è stato un elemento di difficoltà in più, ma che stiamo affrontando ovviamente con determinazione. Se i dati dei primi mesi del 2024 mostrano una diminuzione degli incidenti del 10% a fronte di un incremento del traffico dell'8%, continua ad essere alta la preoccupazione dei sindaci del Veneto orientale, quelli appunto del cosiddetto tratto maledetto. Il nostro tratto, a differenza di quello friulano che sembra sia pressoché in fase di arrivo, il nostro tratto invece siamo ancora sulle fasi di acquisizione delle aree del sedime della terza corsia, quindi comunque manca ancora tantissimo per vedere la terza corsia realizzata. Come sindaci purtroppo siamo sempre coinvolti, perché un mezzo che esce dall'autostrada e che crea danni appena fuori dall'autostrada, poi i problemi sono sempre del comune. E quindi siamo fortemente preoccupati. Speriamo appunto che partino finalmente i ponti, perché questo è il primo momento per poi continuare con tutta l'attività della terza corsia, che ad oggi sembra comunque ferma. Continua lo scontro tra il comune di San Zenone, degli Ezzelini e la regione sulle opere complementari della Pedemontana. Siamo arrivati a una richiesta del comune di togliere le deleghe alla vicepresidente De Berti. 3-0, se non è cappotto poco ci manca. La partita legale tra il comune di San Zenone degli Ezzelini e la regione Veneto, con in palio oltre 5 milioni di opere compensative per i lavori della superstrada pedemontana, non è ancora finita, ma restando in gergo sportivo possiamo dire che concedere altri minuti di recupero sarebbe pleonastico. La vicenda è nota e riguarda il progetto che la regione si era impegnata a realizzare per dare un nuovo assetto viabilistico al centro di San Zenone, come una sorta di risarcimento per i lavori in terra ezzellina della Pedemontana. Ebbene, dal 2012 il comune aspetta, vincendo cause e ricorsi, e la regione nicchia, collezionando la terza sconfitta in tribunale. Bisogna dire basta, perché sinceramente dopo una causa vinta dal nostro comune e 2 cause perse, perché sono quelle che la regione ha fatto contro di noi, che la regione ha perso, quindi 2 cause perse dalla regione, è ora di dire basta, perché insomma siamo 3-0. La notizia di giornata è che è stato rigettato il ricorso della regione che chiedeva ulteriori chiarimenti sulla prosecuzione dell'iter, e allora il sindaco Marin è intervenuto, restando in tema calcistico, a gamba tesa sulla vicepresidente della regione, Elisa De Berti, e non solo. Ogni qualvolta però ci rivolgevamo alla vicepresidente De Berti, la risposta era sempre no, oppure che l'accordo non era valido. Adesso però ci sono 3 sentenze che dicono che questo accordo è valido. Mi sono rivolto anche spesso al presidente Zaia, però lui mi ha sempre rimandato alla vicepresidente De Berti, all'assessore appunto ai lavori pubblici della regione Veneto. Io dico però una cosa: se un mio assessore mi facesse fare 3 cause e le perdessi, io al mio assessore avrei già tolto le deleghe. E se prima Marin aveva lasciato spazio alla mediazione, adesso? E se prima eravamo disposti a trattare, anche a rinunciare un po' a quelle che erano le somme che ci spettano, adesso noi abbiamo già in corso una causa risarcitoria, perché ora si parla di 5.560.000 euro che la regione deve al nostro comune. Andiamo a Trieste, perché è arrivata al capolinea la storia dell'Ursus, che è un gigantesco pontone che è diventato anche simbolo della città, è rimasto lì arrugginito per tanti anni dopo la cessazione dell'attività, e i nostri colleghi di Tele4 hanno intervistato l'ultimo operatore del pontone. Sentiamo cosa ha detto. È una giornata particolare oggi con questo... Sì, è una giornata particolare che io pensavo che il pontone venisse messo in terra in Portovecchio e non qua dove è nato. Ho capito. Emozioni particolari che ha da dire, che ha da comunicare? Emozioni particolari cosa vuole? Ricordi di una volta? Ricordi di una volta e via così. La commozione non risparmia nemmeno un vecchio lupo di mare come Renato Fonda. 23 anni da marinaio passati sullo storico pontone Gru, quando quell'infrastruttura era ancora funzionale al lavoro di porto e cantieri, altro che archeologia industriale. Storie di grasso di macchina e acqua salata, di uomini che affrontavano la bora di petto in mezzo al golfo, racconti di una marineria verace che oggi non esiste più, di genti di mare che, come trapela dal racconto, non avrebbero mai voluto
dovuto lasciare il mestiere di una vita. Nella penultima settimana di settembre del 1994 mi è arrivato un telegramma a casa e mi hanno mandato in pensione. Lei è stata tra le ultime persone a bordo del pontone che l'ha chiuso praticamente, ha messo in disarmo il pontone. Quando ha iniziato a lavorare sulla struttura? Nel 1975, ma verso maggio-giugno, non mi ricordo esattamente, dovrei vedere la matricola che c'è il timbro. In 23 anni ne ha viste tante di cose e anche tanti viaggi con l'Ursus. Tanti viaggi, sì, Monfalcone, Venezia, Capodistria, Fiume. Monfalcone tenere sulle poppe delle navi che facevano il varo a Sivolo. Una vita normale come essere a bordo di un'altra barca con 2 equipaggi, coperta e macchina. La macchina aveva i suoi turni, la coperta aveva i suoi. Un gigante avveniristico varato nel lontano 1914, quando Trieste era ancora parte dell'impero austro-ungarico, che agendo sull'acqua e non come gru di banchina doveva essere manovrato tenendo presente tutta una serie di cognizioni tecniche imprescindibili. Pesi contro pesi, il gruista girava la grua, perché quella grua ha sempre lavorato di lato destro o lato sinistro, mai di prua o mai di poppa. In 23 anni che io ero lì sopra non l'ho mai vista lavorare così. Quando prendeva il peso il gruista alzava, bilanciava la grua e con 150 tonnellate al fianco o destro o sinistro si spostava di 4 o 5 gradi. È una bella storia raccontata da Marco Stabile e Gianluca Paladin, i nostri colleghi di Tele4 a Trieste. E torniamo in Veneto perché oggi pomeriggio nella chiesa di San Francesco si svolgerà il funerale dell'imprenditore moglianese Michele Malenotti, che è morto in un incidente all'alba di sabato a Scorzè. Lascia la moglie e 6 figli. Il maggiore, per sostenere la famiglia, ha avviato una raccolta fondi su una piattaforma ed in poco tempo sono stati donati oltre 116.000 euro. Oltre 115.000 euro raccolti in pochi giorni ha toccato profondamente tante persone il messaggio di Ignazio Malenotti, primogenito di Michele, l'imprenditore moglianese morto nella notte tra venerdì e sabato scorsi dopo essere uscito di strada con lo scooter a Scorzè. Aveva solo 42 anni e lascia una famiglia numerosa, la moglie e, oltre a Ignazio, altri 5 figli piccoli. Postando una foto dell'intera famiglia in un momento di felicità, Ignazio, unico maggiorenne, ha lanciato su una piattaforma di crowdfunding una raccolta fondi nella quale chiede aiuto a nome di tutta la famiglia affinché questo possa aiutarci nei mesi a venire e ci renda possibile una dignitosa commemorazione di nostro padre. Ed in tanti hanno donato, chi poco, chi tanto, a seconda delle disponibilità. Di certo la generosità è stata grande, a testimonianza di quanto questo imprenditore fosse ben voluto. Tra i suoi amici anche l'industriale Vincenzo Marinese, che a Michele Malenotti era molto legato. Raccolta di fondi che essenzialmente nasce dall'esigenza di dare un supporto alla famiglia e dall'altra parte è una raccolta fondi spontanea dove tanti amici stanno contribuendo per dare un segno di affetto concreto. Diamo la prima pagina dell'Arena di Verona, una notizia sulle solite truffe. Raggira un'anziana e i figli addirittura spariti 3,5 milioni di euro. Consulente finanziario condannato, è una vecchia storia che si è conclusa oggi. La banca e il responsabile civile dovrà versare 30.000 euro a uno degli eredi. E sempre di truffe parliamo andando con questo servizio a Schio. 2 fratelli di 33 e 35 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Bagnoli di Napoli al termine di una complessa operazione condotta dal comando provinciale di Vicenza. Sarebbero loro i responsabili di una ventina di truffe online e l'utilizzo illecito di carte di pagamento con la sottrazione indebita complessiva di oltre 50.000 euro ai numerosi comuni della provincia berica. Le indagini erano iniziate lo scorso maggio a seguito di una denuncia ai carabinieri della stazione di Piovene Rocchette da parte di un giovane di Sant'Orso. Dalle sue carte prepagate risultavano illecitamente prelevati 3.000 euro. Il giorno prima, in analoghe circostanze, erano stati prelevati 8.000 euro ad un giovane di Monte di Malo. Le truffe venivano consumate secondo 2 modalità. Una prima modalità prevedeva l'invio di un messaggio di testo a cui poi seguiva una telefonata da parte di un sedicente operatore bancario che invitava in maniera inconsapevole l'utente ad eseguire delle operazioni di carattere finanziario.
Una seconda modalità invece prevedeva l'invio sempre di un messaggio di testo a cui poi seguiva l'arrivo a casa dell'utente di un sedicente corriere che ritirava le carte bloccate per consegnarne delle nuove. Ai 2 arrestati il GIP del Tribunale di Vicenza ha concesso gli arresti domiciliari su richiesta della Procura. Le truffe risalgono al periodo gennaio-maggio 2023 e sono state consumate nei comuni di Tiene, Creazzo, Cartigliano, Breganze, Fara Vicentino, Vicenza, Sant'Orso, Zanè, Malo, Monticello Conteotto, Camisano Vicentino, Pozzoleone e Chiuppano. Vista la diffusione del fenomeno, le raccomandazioni dei carabinieri. L'invito da parte dell'Arma è di evitare di eseguire operazioni di carattere bancario su canali non sicuri. E torniamo sui cinesi, una coppia di cinesi residenti a Padova che pagavano il mutuo con i proventi della gestione di un giro di prostituzione. Con i soldi della prostituzione pagavano un mutuo per il lussuoso appartamento nel centro di Padova. La Guardia di Finanza e la Polizia di Padova ha confiscato l'abitazione a una coppia di cinesi dopo il provvedimento emesso dalla sezione distrettuale antimafia del Tribunale di Venezia. A luglio l'appartamento di 160 metri quadri era stato già sequestrato dopo alcuni accertamenti patrimoniali nei confronti dei 2 cittadini cinesi, le cui proprietà risultano sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati nell'ultimo decennio. Si tratta di 2 coniugi con precedenti penali, tra cui sfruttamento della prostituzione e reati in materia di stupefacenti, che sono stati ritenuti socialmente pericolosi sulla base del codice antimafia. Le rate provenivano da carte prepagate e da versamenti di contante ritenuto profitto di reato. Andiamo a Treviso, dove imperversano i ladri di biciclette e anche di monopattini. Sentiamo cosa ci ha detto il sindaco di Treviso e il presidente dell'ANCI, Mario Conte. Ringrazio anche quei cittadini che, nonostante la rabbia, hanno dedicato del tempo a fare la denuncia, perché attraverso la denuncia si possono attivare le indagini e risalire ai responsabili. Quasi sempre riusciamo a identificare i responsabili, a volte non ce la facciamo, ma questo non deve scoraggiare i cittadini a denunciare. Le denunce erano state quasi tutte formalizzate presso il nucleo di polizia giudiziaria del comando dei vigili urbani di via Castello d'Amore, coordinati dal comandante Andrea Gallo. Ed è stato proprio grazie alle telecamere di videosorveglianza del comune di Treviso che il ladro seriale di biciclette, un 27enne residente a Villorba, è stato identificato e successivamente arrestato. Almeno 20 colpi messi a segno tra bici e monopattini. Una delle biciclette che l'uomo era riuscito a rubare si trovava proprio qui, davanti al PAM di Piazza Borsa. A ringraziare il comando dei vigili per il lavoro di indagine il sindaco Mario Conte. Stiamo investendo tanto per una città sempre più ciclabile e ovviamente di pari passo dobbiamo anche rendere la città sicura per coloro che in città vengono in bicicletta. Fondamentale la rete di occhi elettronici sul territorio, 170 in tutto, con l'obiettivo di arrivare a 200 a fine mandato. Stiamo anche investendo per le bike station, nel senso che creeremo molti più posti dedicati alla custodia delle biciclette parcheggiate, che saranno chiusi, dedicati un servizio proprio di messa in sicurezza delle biciclette, che sia attraverso le telecamere sia attraverso questi luoghi dedicati potranno essere al sicuro. Con i registi Italo Morao e Renato Capoi andiamo in pubblicità, torniamo subito con altre notizie. Fa incandescente la campagna elettorale in vista del voto dell'8 e 9 giugno, amministrative ed europee, e lotta in molti comuni. A Rovigo il centrodestra ha trovato un accordo, Lega e Fratelli d'Italia, su un candidato unico, ma altra storia a Bassano del Grappa, dove pare si affronteranno da una parte Nicola Finco, dall'altra addirittura Elena Pavanna, appoggiata da Fratelli d'Italia, e poi Roberto Campagnolo del centro-sinistra. Ieri sera a Focus abbiamo parlato del caso Chioggia, anche qui fulmini e saette, perché il sindaco Mauro Armelao ha rotto i ponti con gli alleati di Fratelli d'Italia. Sentiamo cosa ha detto ieri sera in diretta.
Sì, semplicemente non è che abbiamo un problema di maggioranza con Fratelli d'Italia. Sì. Noi a Chioggia abbiamo un problema con il loro portavoce, con il loro segretario comunale. Quindi dopo 2 anni e mezzo dall'inizio del nostro mandato ci siamo stancati e quindi abbiamo deciso di rompere i rapporti con Fratelli d'Italia. Oltretutto dopo l'estromissione ho tolto praticamente le deleghe al vice sindaco di Fratelli d'Italia ancora il 22 di novembre, ma non perché mi sono ovviamente rimbecillito, erano state concordate queste cose anche con il loro segretario provinciale, le avevamo concordate il 2 di novembre. Però poi probabilmente, non so, un ripensamento o cosa ha fatto scattare la molla del reintegro del vice sindaco. Quindi dopo 3-4 mesi appunto di trattative si è arrivati, ogni settimana, 10 giorni si arrivava quasi al dunque, però a mettersi in mezzo c'era sempre il loro segretario comunale. Quindi a questo punto... pensavo... Eccoci, allora questo era il sindaco di Chioggia, Mauro Armelau, ieri sera a Focus. Poi sentiremo anche lo scontro, tra Riccardo Barbisan, vice segretario regionale della Lega, e Laura Puppato del Partito Democratico, perché la Puppato ha detto Fratelli d'Italia ha dei minus abens e lì c'è stata una violenta reazione di Barbisan che poi sentiremo. Ma vediamo anche cosa è successo a Ring su Antenna 3, dove c'è stato un confronto. Qui vediamo il sindaco di Cessalto Crosato e Giuseppe Paolin della Lega sulla questione di Gian Antonio Darè. A Vittorio Veneto credo ci sia un debito di riconoscenza verso, almeno io parlo a livello locale, quindi a livello provinciale di Forza Italia, perché ricordo a tutti che Tony Darè è uno dei pochi che ha difeso Chies a Conegliano, e quindi questo abbiamo sicuramente un debito di riconoscenza. Poi un debito di riconoscenza per una persona che ha fatto anche crescere questa dirigenza di Forza Italia in provincia di Treviso, perché il fatto di confrontarsi quando lui era segretario con una persona che aveva una storia, che aveva una preparazione e anche una capacità di mediare fuori dal comune ci ha sicuramente insegnato e formato, e quindi a Vittorio Veneto siamo convintamente assieme a Tony e non certo per diktat di Tosi. Anzi, abbiamo cercato di fare di tutto per motivarlo e per cercare di arrivare a un dunque. Ti faccio velocemente cosa dichiarava Darè del tuo segretario Flavio Tosi 2 o 3 anni fa. Tosi è l'emblema dell'incoerenza assoluta e lavora solo per sé. Ha iniziato nel MSI, è passato alla Lega e ha guidato il partito fino al 2015 cercando di eliminare Luca Zaia. Poi ne è uscito, ha fondato una lista col suo nome e nel giugno 2017 ha sfidato la coalizione di centrodestra nella corsa a sindaco di Verona con Patrizia Bisinella. E 6 mesi ha votato, gli manca solo Rifondazione Comunista, che si potrebbe invertire per Tony Darè. La stessa dichiarazione: è partito dal Partito Comunista, poi è entrato in Lega. Queste erano parole di Darè di quando? Del 2018. È una dichiarazione fatta su Flavio Tosi. Guardi, non è certo, non entro sulle convinzioni personali di Tony Darè, anzi io l'ho solo citato come mi conviene farlo dell'attività, non certo, no. Ma guardi, se vai in cerca di tutte le mie dichiarazioni, ogni tanto anch'io ho detto qualche cavolata, quindi non vada a ricercare i miei articoli perché sicuramente avrò sbagliato anch'io. Detto questo, non credo tanto nell'OPA, anche in provincia di Treviso sono arrivate delle brave persone dalla Lega su questo siamo d'accordo per il territorio, quindi non la vedo così una fuga di persone, mentre per quanto riguarda ad esempio il Veneto orientale è arrivata una figura come Gianluca Forcolin, una persona di grandissimo valore che ha dato impulso a Forza Italia anche in una zona difficile, e quindi ben vengano 100 o 1000 Forcolin in Forza Italia
per dare impulso al partito. Quindi se ci date persone come Forcolin sono felicissimo. Ci rivedremo tra un po'. Va bene, Crosato e Paolin. Adesso vediamo lo scontro tra Laura Puppato e Riccardo Barbisani ieri sera a Focus. Che conosce probabilmente. Ma cosa sta dicendo? Nessuno ha offeso nessuno. Il problema... Ma perché si permette di dire che il sindaco ha dato del minus abes a delle persone? Ma come si permette di dire che qualcuno ha offeso qualcun altro? Ma la minus abes sarà lei? Ma la minus abes sarà lei? La minus abes sarà lei? E non si deve permettere di dire che il sindaco di Chioggia ha offeso qualcuno. Il sindaco di Chioggia non ha offeso nessuno. Ma scusi, vuole la sovrapposizione. No, quindi un attimo, il sindaco di Chioggia ha dato del minus abes a qualcuno, lo chiedo al direttore. No, bene. E allora lei dov'era? Cosa stava facendo mentre il sindaco parlava? Entrare in maggioranza, un sindaco che invita le opposizioni ad entrare in maggioranza, ecco, e immediatamente si attenga a delle parole rispettose, per piacere, si attenga a delle parole rispettose. Se lei è abituata a offendere nelle sue riunioni di partito, vi offendete tra di voi, ma il sindaco di Chioggia non ha offeso nessuno, si vergogni, non ha dato del minus abes a nessuno, non è il suo modo di comportarsi questo, sarà il suo forse. Non è questo, la democrazia non è togliere le parole alle persone. E neanche dire che qualcuno ha offeso qualcun altro se non è vero, si vergogni. Con qualche esempio, la smetta e si vergogni lei che è un maleducato. Sì, dai. Andiamo di nuovo ai dati di fatto, perché altrimenti parliamo del nulla eterno. Come lei. E oltretutto, quello che sta dimostrando in tutto il Veneto, nessuna realtà esclusa, è che siete ai minimi, diciamo, ai massimi danni e ai minimi dei rapporti all'interno delle varie maggioranze dei comuni, dai più piccoli ai più grandi. Questo è il problema. Uno scontro non da poco ieri sera tra Riccardo Barbisani e Laura Puppato. La Puppato si riferiva al sindaco di Chioggia, che secondo lei avrebbe dato dei minus abens alla sua maggioranza, e Barbisani ovviamente sosteneva il contrario. Vediamo da Ponte nelle Alpi a Borgo Valbelluna, il centrodestra si affida a Dario Dalmagro per la sfida contro Stefano Cesa per la poltrona di sindaco. Poi vedremo anche a Ponte nelle Alpi dove si è ricandidato Roger Domenech. Si chiama Costruiamo Borgo, la lista del centrodestra che con Dario Dalmagro è pronta a sfidare l'uscente Stefano Cesa per conquistare la poltrona di sindaco a Borgo Valbelluna. Dalmagro, 61 anni, attuale consigliere di minoranza a Borgo Valbelluna, è funzionario nel settore bancario e vanta una robusta esperienza amministrativa. Abbiamo costruito un programma che sarà la nostra guida per i prossimi 5 anni. Un programma che sarà molto propositivo, che vorrà coinvolgere sempre e comunque tutti i cittadini e che sarà molto coinvolgente. A partire dal bilancio partecipato, spiega Dalmagro, che vede nella condivisione di idee e scelte il miglior viatico per la gestione trasparente dell'amministrazione comunale. Tutte le grosse iniziative, i grossi progetti saranno sottoposti alla valutazione dei cittadini. Sicuramente sentiremo anche i nostri capifrazione che avranno un loro budget a disposizione per realizzare quelle che sono le loro idee e quindi portarle a compimento, e sicuramente poi creeremo una struttura che con la collaborazione dei dipendenti, la cui professionalità sarà sicuramente incrementata, potrà dare migliori e maggiori servizi. Un ufficio ad hoc per agevolare le imprese del territorio a intercettare i contributi regionali per finanziare le attività del Comune della Sinistra Piave. Soprattutto iniziare dal comparto degli agricoltori, che hanno un grande valore per quanto riguarda il mantenimento del territorio, quindi lo sfalcio di prati, eccetera, eccetera. E poi i servizi, mondo della scuola e del sociale, riqualificazione del patrimonio edilizio. Ieri sera al Moro di Melle la presentazione ufficiale della candidatura di Dario Dalmagro, per anni presidente provinciale del Centro Sportivo Italiano, attivo nella Proloco e nell'Associazione dei Donatori di Sangue. Visto di Tiziana Bolognani che ci ha fatto sapere poco fa di un altro incidente mortale sul lavoro
No, non mortale, scusate, è un 68enne di Castello di Godigo che è rimasto gravemente ferito in questo incidente sul lavoro accaduto stamattina alle 9 nella zona industriale dell'Alpago. L'uomo ha riportato ferite da schiacciamento ed è stato soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118. Sul posto, oltre ai sanitari e ai carabinieri, sono arrivati i tecnici dello Spisal che hanno eseguito rilievi utili a chiarire la dinamica dell'incidente. Il 68enne è stato portato all'ospedale di Belluno in codice 3. Restiamo nel bellunese, sempre come prima sul versante della politica, delle amministrative. A Ponte nelle Alpi si ricandida Roger De Menec. Non nasconde la sua emozione Roger De Menec, che è l'ex parlamentare già sindaco di Ponte nelle Alpi dal 2009 al 2013, che il centro-sinistra in campo con la civica Fare Comune ha chiesto con forza e determinazione di rimettersi in gioco per la comunità e i cittadini. Sono sempre rimasto saldamente radicato nel territorio della mia provincia, che amo, e del mio comune, che amo in maniera particolare. Quindi per me questo è un passaggio quasi scontato, essere nel territorio. De Menec, 51 anni, ha dato avvio ufficiale alla sua campagna elettorale inaugurando l'ufficio logistico a Cadola, Idee Ponte, e svelando il simbolo che contiene lo slogan, che è sintesi di un programma in fase di elaborazione e di un metodo di lavoro. Dobbiamo lavorare insieme. I problemi sono complessi, sono tanti, le sfide sono accattivanti ma anche molto complicate e dobbiamo affrontarle tutti assieme. Fare comune vuol dire fare comunità, vuol dire costruire le condizioni perché questa comunità progredisca, migliori. Ecco, questo è il nostro metodo di lavoro. Esperienza, competenza e disponibilità sono i requisiti che De Menec ha chiesto per la formazione della sua squadra. Le idee appuntate sui post-it per Ponte nelle Alpi sono già tantissime, ruotano attorno ai grandi temi, dal contrasto allo spopolamento ai servizi, la mobilità, l'impresa, l'agricoltura e il turismo, la manutenzione di strade e sentieri. Ponte nelle Alpi è una comunità ricca di esempi molto positivi in tutti questi campi e noi abbiamo l'obbligo di cercare di costruire insieme le condizioni per risolvere i problemi, per migliorare la qualità della vita e per affrontare le sfide complicate che abbiamo davanti. E ieri sera su Antena 3 sempre Giuseppe Paolini ha parlato della possibile candidatura alle elezioni europee dell'assessore al turismo e all'agricoltura Federico Caner. Sentiamo. Sarà fatto anche il suo nome per le europee? Sì, c'era anche il mio nome, però adesso so che ad esempio a Treviso sono altri i nomi che stanno uscendo. Che nomi stanno uscendo? Ho sentito che c'è Federico Caner e gli dirò comunque che sul simbolo per le europee c'è ancora il nome Salvini, cioè lui che si era lamentato, quindi lo trovo anche un po'... cioè che si candidi per le europee dopo aver criticato largamente il segretario, però vabbè, ognuno... E poi chi altri? Ma sento anche l'assessore Manera, l'assessore di Treviso Alessandro Manera, giovani in gamba, ad esempio per quello che riguarda Manera, incarna un po' tutti quei giovani che la Lega negli anni ha lanciato. Sandro Manera, che è vice sindaco di Treviso, i pronostici parlano di un paio di europarlamentari allo stato delle cose per quanto riguarda la Lega. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto Olimpiadi. Dopo il via libera del Senato il testo è diventato definitivo nel pomeriggio con 143 sì, 49 no e 63 astenuti. Il decreto contiene disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 ed è volto ad accelerare la realizzazione delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Il testo autorizza l'ANAS alla spesa ritenuta necessaria per garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi connessi ai Giochi Invernali 2026. L'amministratore delegato di Simico è Fabio Saldini e quindi insomma al di là della questione della pista da bob per la quale Giovanni Malagò ha detto se non si dovessero rispettare i tempi di costruzione ci sarebbero dei piani B all'estero, al di là di questo insomma tutto procede per i Giochi Invernali del 2026. Andiamo in pubblicità, torniamo subito.
Di nuovo in diretta con Focus TG. Torniamo a Trieste perché i migranti che arrivano dalla rotta balcanica non trovano più riparo soltanto a Portovecchio nei silos, ma nelle cabine degli stabilimenti balneari. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Ho trovato delle persone, un 8-10 persone, che mangiavano, prendevano il sole e non mi sono avvicinato tanto perché non sapendo con chi si aveva a che fare. Esatto. Ecco quello che rischia di diventare il nuovo silos di Trieste. L'anno scorso la questione riguardava i magazzini ex stock che si collegano al Portovecchio, aree usate da migranti e senza tetto come rifugio. Ora l'allarme scatta al Kral, rimasto chiuso già con il Covid. Lo stabilimento balneare non è più stato riaperto anche a causa delle mareggiate dell'anno scorso. La struttura è gestita da Maurizio Arena e Lorenzo De Ferri, rispettivamente responsabile e presidente del Kral, che ci hanno contattato per denunciare quello che succede ogni giorno. Porte spaccate a colpi di calci e spallate per accedere alle cabine dove vengono custoditi i lettini e dove i bagnanti si cambiano. Delle vere e proprie stanzette ammobiliate alla meglio da quelli che con tutta probabilità sono migranti provenienti dalla rotta balcanica. Più avanti c'è un'altra cabina che è di fatto è un po' stretto, infatti ora Guido cercherà di entrare, però è una cameretta improvvisata. Prima. L'altro giorno c'erano anche delle mele perché si vede che mangia frutti. Là c'è un sacco di salsa, un barattolo di salsa e gli abiti sono appesi. Roba che non è vostra ovviamente, l'avete trovata all'improvviso. Noi abbiamo semplicemente dentro le brandine. Non accedono solo migranti al Kral, anche molti turisti sconfinano passando per il Portovecchio. Camminano, fotografano e poi entrano dentro sempre qui nella nostra proprietà con rischio di pericolo. In più, Lorenzo, io direi di fare un passaggio veloce anche dove siamo, perché noi poggiamo su una zona a rischio. Questa piattaforma sta cedendo. Ogni giorno sempre più. Ogni giorno di più perché non era così in principio. Le mareggiate. Le mareggiate sotto probabilmente le palafitte saranno andate via e in ogni caso sta cedendo. Cosa chiedete, Lorenzo? La messa in sicurezza e poi l'inizio dei lavori. Avevamo dei contatti insieme al collega Maurizio con l'amministrazione dell'autorità portuale che ci aveva detto che inizieranno. Non sappiamo niente. Io spero una cosa a questo punto, che domenica è Pasqua. Chissà che non ci regali l'uovo con l'inizio dei lavori. Dubito, perché anche se inizieranno i lavori, la stagione difficilmente la apriremo. Adesso una bella storia che riguarda un 33enne il cui bisnonno era partito da Casale di Scodosia per cercare fortuna in Brasile. Oggi quel 33enne ha voluto unirsi in matrimonio con la sua fidanzata proprio nel paese da cui il suo avo era partito per il Sud America. Era partito da Casale di Scodosia, diretto in Brasile ai primi del Novecento, Ermenegildo Borghesan, bisnonno di Bruno Borghesan da Silva. 33 anni, Bruno ha coronato il suo sogno d'amore con la fidanzata Milena nel comune italiano da dove l'avo era andato con la valigia di cartone in cerca di fortuna. A celebrare con grande emozione il matrimonio civile è stato il sindaco Marcello Marchioro. Italo-brasiliano, Bruno, italo-brasiliana anche Milena, i cui avi sono originari dell'Emilia. In Italia, per ottenere la doppia cittadinanza con il loro figlioletto Mattias, Bruno Borghesan, che in Brasile è proprietario di un ristorante nello stato del Paraná, con il primo cittadino è andato alla ricerca della casa di via Sabionara 6 da cui era partito il bisnonno Ermenegildo e infatti della presenza della famiglia Borghesan resta il toponimo nel nome di una via di Casale di Scodosia, via Stentarole Borghesan. La coppia potrebbe acquistare il vecchio casolare che ancora resta in questa zona e forse tornare a vivere in Italia. Chiara Gaiani ha firmato questo bel servizio. Adesso andiamo a Campodarsego, dove è stata riscontrata della scabbia in una casa di riposo ed è stato attivato il protocollo sanitario.
20 casi di scabbia nella casa di riposo Mantegna a Campodarsego. Nella struttura che ospita 120 anziani è scattato immediatamente un protocollo sanitario concordato con l'USL Saioganea per la sicurezza di tutti gli ospiti. La scabbia è una malattia cutanea provocata dal contatto con un acaro che crea irritazione della pelle e prurito. Il gruppo Geron, che gestisce la struttura, in queste ore sta tranquillizzando tutti i familiari degli anziani. Chi è rimasto contagiato nella scabbia è rimasto per un giorno in isolamento nelle proprie stanze per consentire di essere curato. Le condizioni degli anziani sono buone, le visite per gli altri ospiti non sono mai state sospese, nessuno del personale degli altri operatori dell'RSA è rimasto contagiato. Ancora cronaca, aveva causato un incidente 10 giorni fa e la sua identità è stata ricostruita grazie alle telecamere di videosorveglianza da parte della polizia locale padovana. Aveva urtato un ciclista e lo aveva fatto cadere rovinosamente, procurandogli gravi lesioni ad un braccio, e si era dato alla fuga. Guai per un rider che a bordo di una bici elettrica lo scorso 16 marzo in via Paoli a Padova aveva causato un incidente per poi fuggire. Fuga che però è stata fermata dalle telecamere di videosorveglianza della città e da parte degli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi dell'incidente. Subito si era riusciti a rintracciare il punto di partenza del fattorino. Non si riusciva però a ricostruire la sua identità. La ricerca non si è fermata. Grazie ai fotogrammi delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti della squadra infortunistica della polizia locale sono riusciti a risalire ad un cittadino pakistano di 50 anni. L'uomo ora è stato denunciato per i reati di fuga ed omissione di soccorso. Servizio di Francesco Rattai, tutto quello che non va nel servizio di trasporto pubblico della Marca. L'assemblea Siamo Mobilità ha lanciato un questionario che sarà distribuito anche nelle scuole per segnalare i disservizi MOM e chiedere risposte ai comuni e alla provincia. In quale comune risiedi? Quali problemi hai riscontrato con il servizio MOM? Fai difficoltà a pagare il biglietto? Se ci fossero autobus dopo le 9 di sera li useresti? Sono solo alcune delle domande che fanno parte del questionario sulla mobilità a cui si potrà accedere a partire da oggi inquadrando questo QR code. 3 versioni del testo, una per gli studenti, sarà distribuito anche nelle scuole, una per i lavoratori e una più generica per l'utenza. L'obiettivo: presentare a Mobilità di Marca proposte concrete da far arrivare a comune e provincia. Per un lavoratore o una lavoratrice che deve recarsi al lavoro, spesso e volentieri non ci sono i mezzi, così come basti pensare, mi viene da pensare a tutte le lavoratrici che ad esempio lavorano nel settore delle pulizie, che spesso e volentieri devono iniziare a lavorare finito il turno di lavoro, diciamo, dell'azienda, quindi comunque con turni di lavoro che prevedono un lavoro principalmente serale o notturno, per le quali non c'è nessun mezzo a disposizione se non il mezzo privato. Vediamo tutti i giorni i nostri compagni che arrivano in ritardo proprio per il disservizio della MOM, ma non solo per questo, anche perché i giovani, gli studenti hanno bisogno anche di una socialità che non può fermarsi alle 9 di sera. A sostenere l'iniziativa, oltre ad ADL Cobas, anche Coalizione Civica con il suo leader Luigi Calesso. Abbiamo aperto un confronto con Mobilità di Marca, ci è stato spiegato che il vero referente con ogni probabilità sono invece i soci di Mobilità di Marca, cioè la provincia e i comuni, e non escludiamo di rivolgerci anche a loro. Continuiamo intanto il nostro lavoro di inchiesta con questi questionari. Compilazione facile e veloce, il questionario è un invito a raccontare che cosa non va. In questo momento sto vedendo che li stanno prendendo, specialmente studenti, perché appunto loro hanno bisogno anche di un'altra mobilità. Modello virtuoso per il gruppo l'accordo che potrebbe essere siglato a breve tra l'azienda MOM e i lavoratori dell'ospedale di Treviso attraverso il Mobility Manager. L'incontro annunciato dovrà permettere di riorganizzare le corse anche in favore dei turni dei dipendenti dell'azienda sanitaria. Servizio di Anna De Roberto, vediamo ancora l'inquinamento dopo la bonifica della CEC di Permunia. La Regione affronta il risanamento di un'altra area industriale, questa volta nell'Alta Padovana. A posto, evviva! Evviva! Al via i lavori per la bonifica dell'area ex Promofin a Piombino d'Ese nell'Alta Padovana, un intervento atteso da anni. Il tetto ha delle parti in Eternit, insomma, non serve che vi dica che cos'è, e poi siccome qui c'era anche una galvanica, ci sono residui di quella lavorazione, ci sono rifiuti pericolosi che vanno presi, sbancati, verrà sbancato anche del terreno e portati nelle discariche specializzate. 764
34.000 euro il costo complessivo della bonifica, che dovrebbe concludersi entro l'estate, restituendo un'area importante tra la Treviso Ostiglia e Villa Camarcello. Siamo ricchi come territori di queste piccole bombe ecologiche, però fortunatamente oggi siamo a festeggiare la chiusura di un'epopea, di un esborso particolarmente importante da parte della Regione, anche del nostro ente, del Comune, perché quasi 100.000 euro li abbiamo già messi nelle prime fasi della bonifica che c'è stata una decina d'anni fa. Andiamo a chiudere un capitolo importante della storia di Piombino Dese finalmente. I fondi per questa operazione sono stati trovati grazie alla legge speciale per Venezia, legge che però non viene finanziata da oltre un decennio. Io continuo a chiedere a gran voce che venga rifinanziata la legge speciale per Venezia, che serve esattamente a questo, cioè a bonificare siti inquinati che compromettono l'integrità del nostro bacino lagunare. Insomma, non serve che io spieghi quanto delicata e preziosa sia Venezia, è sotto gli occhi di tutti. Io spero che il governo almeno questo abbia la voglia, la volontà di rifinanziare questa legge straordinaria, una legge di civiltà che non viene più rifinanziata dal 2011. E la grande adunata degli alpini a Vicenza del 2024 all'insegna della cultura, con immagini, oggetti, foto, disegni e quadri che illustreranno la storia alpina, con esposizioni nei musei civici e nei palazzi storici della città. Ci saranno molte mostre che cureranno vari aspetti della nostra attività, quindi sia l'aspetto bellico, sia l'aspetto di promozione, di protezione civile e l'aspetto di solidarietà e di aiuto, che è la nostra base fondante come Associazione Nazionale Alpini. Adunata che sarà anche un traino per la promozione culturale del territorio, quindi coinvolgerà musei, palazzi cittadini, luoghi storici con esposizioni legate alla storia degli alpini attraverso immagini, oggetti, foto, documenti, disegni e quadri, coinvolgendo tutto il territorio provinciale a partire da Vicenza. Abbiamo 21 mostre a ingresso gratuito, 17 delle quali saranno all'interno del Comune di Vicenza e poi 14 eventi. Anche questi eventi gratuito saranno per lo più concerti, spettacoli e presentazioni di libri. Abbiamo poi previsto di concerto con SVT e quindi con il presidente Vicentini una card museale che va accompagnata alla card trasporti per averla scontata e che prevede l'accesso ai 12 musei del circuito museale vicentino e che avrà durata un anno, quindi raggiungerà data fino al giorno antecedente alla Adunata di Biella, questo per favorire il più possibile il ritorno degli alpini e quindi il turismo in città. Dal Museo del Risorgimento e della Resistenza al chiostro di Santa Corona, Palazzo Cordellina, le esposizioni nei quartieri, a Palazzo Tiene che ospiterà 4 mostre. 4 sono le mostre, come vorrei ricordare la mostra Ubaldo Oppi, il pittore vicentino, vorrei ricordare la mostra sui 152 anni dalla fondazione, quindi sugli alpini, ma in particolare con enfasi sugli alpini vicentini, e inoltre avremo una mostra sulle montagne care degli alpini nella prima guerra mondiale e una mostra molto speciale, direi, perché sono delle foto inedite di grande formato dall'archivio storico di Dalmolin e Aloisi, che saranno presenti nel giorno dell'inaugurazione. E poi la Basilica Palladiana, che sarà aperta più a lungo venerdì 10 e sabato 11 maggio dalle 10 alle 22, e chi si presenterà all'ingresso con il cappello d'alpino durante i 3 giorni della Adunata avrà il biglietto ridotto per visitare la mostra Pop Beat. Coinvolti nella 3 giorni di cultura saranno anche gli studenti delle scuole. Gli studenti li vedremo a fare le guide al piazzale della Vittoria, li vedremo anche a scoprire una targa in ricordo dei caduti, quindi gli studenti sono sicuramente la gioventù, occupano uno dei primi posti nei pensieri degli alpini. Chiudiamo questa edizione di Focus TG con la notizia arrivata poco fa, pubblicata dal Gazzettino, per la morte dell'operaio travolto dalla ghiaia nella cava delle Bandie. Sono stati indagati Remo Mosole ed i figli, notizia che arriva da Spresiano. Grazie a tutti per aver scelto Focus TG, grazie a Italo Morao e Renato Cappoia in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Buona giornata.